Bella io, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da una sconfitta palesemente meritata anche questa contro l'Arsenal. Secondo me il gioco ci ha messo lo zampino, ma andiamo a vedere in questa puntata cosa succede. Se vi fa piacere supportarmi in questa scalata alla edizione 1 con solo giocatori del Napoli reali, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate e fammi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo chi sarà il nostro avversario di questa puntata. Tra Napoli, Turchia-Napoli, ragazzi. Alcolic Bilbao, però è simpatico, dai. Alcolic Bilbao è simpatico. Turchia-Napoli. Drogba. Politano. Non c'è. Gong titolare. Giannino Di Lorenzo, ragazzi. Non gioca. Giocherà Pasqualino Mazzocchi titolare. Zielinski. E invece di capitano, Zielinski lo fa. Facciamo fare a Rachmani. Anzi, no, sono un pazzo. Al maestro, ragazzi. Al maestro. Ok. I nostri avversari hanno la formazione dell'avversario di prima. Ok. E io questa volta te lo faccio dall'inizio. Io secondo me a poco lo metto proprio di default questa formazione. Ve lo dico. Che mi sta piacendo tanto, quindi. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Ah, ok. Non ci ho pensato proprio. Secondo me il maestro ce l'ha il leader, però. Ce l'ha il leader il maestro. I giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Ovviamente no. Ok. Prima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati. Rachmani, la da Rachmani. Non c'è che dire, la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in clima partita. Coreografie di Rachmani, vai. bandiere colorate, si parte. Per non andare subito dentro, Lobotka, bel break, palla per Osimhen che appoggia per Anghissà. Anghissà cerca Pasqualino Mazzocchi che la dà in Gong, dentro ancora per Mazzocchi, scende Mazzocchi, il cross in mezzo, Osimhen stava arrivando in gran carriera, attenzione Anghissà, si gira Zielinski, niente da fare. Natana. Attenzione Mazzocchi, Lobotka, palla per Anghissà, cerca Zielinski, niente da fare. Prova a ripartire Mazzocchi, Anghissà cerca Gong. Gong, attenzione, va da Anghissà che tira la parata, attenzione, niente da fare. Gong recupera palla, attenzione dentro per Zielinski che va a giro, niente da fare, la palla resta lì. E gol di Osimhen su assist di testa di Kvara Kvaratskhelia, Victor Osimhen. Passiamo subito 1-0. Ha una marcia in più sia tecnicamente che mentalmente. E lo vogliamo incazzato nero. Attenzione. Si riparte, avrà fatto qualche cambio tecnico-tattico. Prova ad andare dentro. Zielinski recupera subito questa palla con Osimhen che cerca Kvaratskhelia che sembra non essere in fuorigioco. Si ferma Kvaratskhelia, l'alza verso Victor. Palla in calcio d'angolo no, perché la recuperano. Attenzione Nathan a colpire di testa Kvaratskhelia, recupera questa palla, appoggia Zielinski dentro per Anghissà. Osimhen si gira, va dentro da Kvaratskhelia che l'alza verso Anghissà. Calcio d'angolo. A impattare il pallone, ma non è andato a segno. Effettivamente sì. Tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti penso nel calcio d'angolo ancora. Attenzione Khan, rilancio lungo, Drogba contro Rachmani, alla meglio Drogba, eccolo qua. Meret gli chiude la porta in faccia e poi Mario lui, la palla arriva a Kvaratskhelia che va dentro da Victor Osimhen. Victor non riesce a prendere questa palla. Attenzione, provano a ripartire loro, Mazzocchi, palla dentro, arriva Rachmani, bella chiusura di Amir che poi allarga Gong dentro per Anghissà, attacco per Mazzocchi che si è fermato, non so perché si è fermato Mazzocchi. Attenzione Nathan, Meret, rilancio lungo di Alex, Zielinski prova a colpire di testa 2 volte, niente da fare, attenzione Drogba, palla dentro, palla per Drogba, golletto. Player tossico, script a favore e si vola per la Turchia che pareggia con Gullit. Grande rapidità di
di esecuzione. Palla per Lobotka che dribbla, si gira Osimhen. Osimhen va da Zielinski che appoggia per Kvaratskhelia, dribbling di Kvaratskhelia che spara, la parata di Can. La parata di Can. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Va bene così. Zielinski andrà da Amir Rrahmani. Attenzione, Zielinski palla verso Rrahmani che proverà a spizzarla, non ci riesce, addirittura calcio d'angolo. Zielinski ancora verso Amir Rrahmani che la spizza verso Ngong. Ma che cazzo ha preso Can, ragazzi? Che cosa ha preso Can? Mazzocchi si gira Anghissà, appoggia per Pasquale Mazzocchi, dentro Vengong, tacco per Osimhen, dentro ancora Vengong che arriva, che la rimette dietro per Osi che arrivava, niente da fare. Attenzione, Rrahmani non riesce a chiudere, torna Lobotka che va da Meret, che rilancia lungo verso Osimhen, che la appoggia a Kvaratskhelia, che cerca dentro, attenzione Osimhen, va da Ngong, si ferma Ngong, dentro per Osi, gran palla, peccato qui, peccato. Attenzione Nathan, in chiusura Rrahmani, Nathan chiude su Drogba e poi l'appoggio a Pasqualino Mazzocchi che va da Ngong, dentro per Anghissà, la palla non arriva, rilancio lungo della Turchia, Lobotka recupera palla adesso con Anghissà che cerca vetro, Zielinski, attenzione Zielinski, l'alza verso Victor Osimhen, niente da fare, lancio della Turchia, Nathan a colpire, Lobotka, errore di Lobo. Attenzione Gullit, Rrahmani, torna anche Mazzocchi, va a chiudere, Lobotka, ho visto, grande, Meret, Osimhen, appoggia a Kvaratskhelia che l'ha ridato Osi che però era un po' giustamente in ritardo, ora per poco non prende palla lì, Mazzocchi, fallo laterale, Ngong a prendere subito questa palla, si gira Ngong, prova a rientrare verso il centro, appoggia a Lobotka, Zielo si gira, l'appoggia, ma che cazzo di fallo è? Grazie per il follow, Kylian Pempè, mi conosci i Gigli? I Gigli intendi quelli di Nola? Questa domanda a bruciapelo. Attenzione, la Turchia ancora, palla recuperata da Mazzocchi alla grande, Mazzocchi prova a scendere Pasqualino Mazzocchi, Mazzocchi dentro per Anghissà che scende Anghissà, perde palla, la recupera palla Anghissà, attenzione, mamma mia, punizione ancora per la Turchia, se la cava qui, attenzione Can. Rilancio lungo di Can con Mazzocchi che appoggia a Rrahmani che la ridà a Mazzocchi, prova a scendere Mazzocchi, cerca Anghissà, non riesce a recuperare palla, Rrahmani, attenzione, palla dentro, Mazzocchi deve chiudere su Ribéry che cross e mezzo Meret. Rilancio lungo di Alex Meret, Osimhen, palla per Ngong che fa correre Pasqualino Mazzocchi, scende Mazzocchi, dribbling di Mazzocchi. Ragazzi non c'è fallo lì, Ngong però recupera una gran palla, Ngong se ne va, dentro Ngong per Osimhen, che giocata di Ngong, Victor Osimhen, arriva fin dentro la porta con il pallone, 3-2-1 ragazzi, Victor Osimhen, l'appoggia dentro, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. Nathan, bella chiusura di Nathan, appoggia per Kvaratskhelia che perde palla però in realtà non la prende più che altro. Su Cabra. Penetrata pazzesca di Filippo Ngong che penetra l'area di rigore turca. Attenzione Rrahmani, Mazzocchi finisce il primo tempo 2-1 ragazzi, doppietta di Victor Osimhen. Abbiamo attaccato praticamente solo noi, ma siamo di fronte a un player abbastanza tossico. Si parte Osimhen, Lobotka,
Mario Rui, Kvaratskhelia, errore, Rui la recupera, Kvara, palla per Zielinski, cerca ancora Kvaratskhelia che può andare dentro, cresce Kvaratskhelia, si ferma Kvara, dribbling di Kvaratskhelia, attenzione Kvaratskhelia, dribbling ancora, se ne va, Kvaratskhelia fa un po' il cazzo che gli pare, Kvara ancora, cerca Mario Rui che l'alza verso un gong, niente da fare. Provano a ripartire loro, ma Pasquale Mazzocchi recupera palla e cerca Zielinski che va dentro da Victor Osimhen che non riesce a tirare. Attenzione, prova a recuperare Zielinski verso Gullit, cerca di recuperare Lobotka, gran recupero e palla per Gong. Attenzione dentro per Pasqualino Mazzocchi che prova a correre Mazzocchi, dentro per Lobotka. Lobotka prende questa palla, può crossare in mezzo verso Victor Osimhen, niente da fare, Anghissà, palla per Zielinski che tira, niente da fare, Mazzocchi, appoggia per Gong, Lobotka, Anghissà, si ferma, dentro, Lobo, dentro per Gong, attenzione si ferma, Gong, cross in mezzo, niente da fare, Lobo recupera palla, può sparare Lobotka, palla fuori. Un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Qua stai definendo proprio il cancro per eccellenza. Intanto adesso l'attacca giù e chi se ne frega, questo sì. Lancio lungo di Khan, attenzione Nathan, prova a recuperare questa palla, la recupera Anghissà e la dà a Ngong che prova ad alzarla dall'altro lato, non riesce a recuperare palla Nathan. Lobotka, attenzione Cruyff. Chiusura di Rachmani, Anghissà, palla per Zielinski che cerca dentro Kvaratskhelia che palla di Zielinski dentro per Victor, brutta palla di Kvara per Victor purtroppo. Zielinski e poi Anghissà, palla per Kvaratskhelia, ma che... Nathan va a recuperare palla dentro per Victor Osimhen che appoggia Zielinski, scende Zielinski, va da Victor che si sposta la palla fuori. Gran peccato. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Victor non riesce a metterla dentro purtroppo. Qua c'è inciso frate, 62esimo, faccio per questa sostituzione, dai. Va bene. Metto dentro un po' Lindstrom, metto dentro un poco Giacomino. No, Diego è troppo secondo me. Gong lo lascio? Fammi vedere una cosa. No, allora facciamo così perché Gong è stanco. Sì, infatti ha schiattato proprio le palle, veramente. Veramente ha schiattato le palle. Ok. Sarei quasi tentato a mettere Olivera, però mi fido ancora un po' troppo del maestro, quindi facciamo solo questi due cambi. Arriva il momento del primo cambio, serve mischiare un po' le carte. Esce Zielu, esce anche Ngong, dentro Giacomino Raspadori, attenzione, palla dentro, se ne va Ribéry, brutta uscita qua Ribéry, chiude Mazzocchi ed è calcio d'angolo. Cercherà di metterla in mezzo. Gerrard dalla bandierina, cross in mezzo, Lindstrom prova a metterla fuori, ovviamente ragazzi, la pareggia. Mamma mia, che tossicità assurda. Lobotka, larga per Mario Rui, palla per Raspadori, Mario Rui ancora dentro per Raspadori, cerca dentro Lindstrom che non riesce ad andare a prendere la palla su Carlos, che rilancia lungo Mario Rui, Lobotka. Non ho parole ragazzi. Mamma mia Meret. Poi Anghissà, mamma mia Meret ragazzi. Ci evita una beffa clamorosa. Nathan, palla per Mario Rui, Raspadori, cerca Osimhen. Osimhen non riesce a girare questa palla. Rachmani, incredibile. Rachmani, palla per Lindstrom, va da Raspadori, si accentra troppo, Mario Rui, cerca Giacomino Raspadori sulla corsa, Raspadori, si ferma Giacomino, scende Raspadori, prova ad andare dentro, niente da fare. Attenzione Nathan, colpisce di testa verso Mario Rui, dentro per Raspadori, la palla non arriva a Raspadori, Carlos Nathan,
Lobotka, Lindstrom, tacco per Mario Rui, scende ancora Lindstrom, cerca Anghissà, si gira Anghissà dall'altro lato, va Anghissà, dentro per Victor Osimhen, brutta palla di zampo per Victor. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Mamma mia ragazzi, è andato al menu di pausa 70 volte, 70 volte, ragazzi, ha rotto proprio il cazzo. Cioè 70 volte. Infatti l'ho tolto subito. Fuori subito Anghissà. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate peraltro al quarto uomo. Khan, rilancio lungo di Oliver Khan, Rachmani ancora a contrastare su Drogba, Maradona recupera palla e la dà a Lindstrom che prova a scendere, Jesper Lindstrom va da Giacomino Raspadori che si gira Raspadori, dribbling di Raspadori, cerca Diego Maradona, si gira Maradona che mi sono indirizzato in quel modo col corpo, non lo so, no, ma dai, voglio, ma siamo seri. Attenzione, cross in mezzo, Lobotka la mette fuori, mamma mia Diego, palla per Lindstrom, scende Lindstrom, cerca ancora Maradona, che prende questa palla e scende Maradona, dentro per Lindstrom, va da Kvaratskhelia, niente da fare, Nathan riesce a colpire di testa, Olivera la mette fuori, con Lindstrom che cerca Kvaratskhelia, palla per Maradona, va dentro da Lindstrom per Pasquale Mazzocchi, da Raspadori, Osimhen, niente da fare. Rachmani, Lobotka, palla per Lindstrom, appoggia per Olivera, dentro per Raspadori, prova ad entrare Raspadori, cerca Lindstrom che gira per Lobotka, dentro per Maradona, niente da fare. Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Incredibile. Khan, rilancio lungo. Ancora verso Drogba. Palla dentro per Drogba, attenzione alla beffa, mamma mia Nathan, Meret, mamma mia Nathan, Gesù, Osimhen, palla per Kvaratskhelia che non è riuscito a fare nulla da quel lato ragazzi, non ci credo, Meret, no ragazzi, sarebbe stato incredibile. Bravo l'estremo difensore. È il momento di difendersi con le unghie e con i denti. Calcio d'angolo, la mette fuori addirittura Maradona e poi Raspadori. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Le due squadre dunque si dividono il risultato. 2-2. Ragazzi, abbiamo giocato con un player veramente tossico. Gente che veramente non meriterebbe di giocare. Scendiamo di 5 punti, un pareggio 2-2 ci lascia molto l'amaro in bocca. Vabbè, il gioco è una merda ragazzi,